Omicidio volontario aggravato, 16 anni di carcere per Melissa Russo Machado, la 29enne italo-brasiliana che la notte del 29 ottobre 2024 partorì sua figlia e la affogò gettandola nel water dell'appartamento che condivideva con delle colleghe sopra il nightclub Il Serale a Piove di Sacco, dove lavorava come ballerina. La sentenza di primo grado ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha disposto inoltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento delle spese processuali. Melissa Russo Machado non era presente in aula al momento della lettura della sentenza. Si trova ancora a Cassano delle Murge, paese dei genitori, dove ha l'obbligo di dimora e non ha mai voluto essere interrogata durante le indagini. In tribunale a Padova solo l'avvocato d'ufficio. Per effetto della sentenza della Corte di Assise, sulla quale appunto ci riserviamo di fare appello, conosciute le motivazioni nel termine dei 90 giorni riservate, e al momento la pena non è ancora esecutiva fino a che la condanna non verrà ritenuta definitiva. L'avvocato ora, dopo aver consultato la 29enne, potrebbe ricorrere in appello. L'orrore, la notte del 29 ottobre 2024, Melissa Russo Machado nella stanza sopra il locale di lap dance ha partorito la sua bambina da sola, una bimba nata viva e sana di oltre 2 kg, poi l'ha uccisa affogandola nel water e cercando di tirare lo sciacquone. L'allarme è dato da alcune colleghe che poi lei aveva chiamato chiedendo aiuto. I medici del SUEM, quando sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a una scena terrificante. Davanti a loro e ai carabinieri, la 29enne ha sempre negato di aver partorito e nei 9 mesi di gravidanza aveva sempre nascosto a tutti di essere incinta.